5FM, dal nostro sito radiocittadella.it, in diretta da Teleperformance Italia. Nostra ospite Silvia Quero. Ben trovata, Silvia. Grazie. Intanto noi ti seguiamo il sabato mattina. Ma infatti chi vede in video non è sabato. No, non è, vogliamo rassicurare. Non è mai troppo tardi. Esatto. Oggi noi ti seguiamo nella tua bellissima trasmissione, non è mai troppo tardi, ti facciamo i complimenti e benvenuta insomma nella nostra famiglia. Questo è molto bello per noi. Adesso oggi parliamo di una cosa molto importante, che è questa giornata, è la giornata appunto della memoria, e vorrei da te qualche racconto. Racconto ovviamente di Taranto. Ovviamente di Taranto, certo. Allora, vabbè, Taranto è una cosa che nessuno sa o che pochi sanno. Taranto è stato sempre un presidio di comunità ebraiche, cioè addirittura una sorta di leggenda che dice che i primi ebrei sono stati deportati qui nel 70 d.C. addirittura, da Tito. Però diciamo più che altro una leggenda per giustificare il fatto che c'è stata sempre una grande comunità ebraica fortemente fusa con i tarantini, tant'è che sotto il Palazzo del Governo, il Palazzo degli Uffici, perdonami, sotto il Palazzo degli Uffici ci sono una serie di tombe già dal VI secolo d.C., sia ebraiche che cattoliche cristiane, quindi associate insieme una a fianco all'altro, quindi erano integrati. Non c'è un ghetto a Taranto, quindi parlano di ghetto, ma non c'è un ghetto, c'era il quartiere. Perché ho sentito che c'era... Sì, c'era un quartiere che era praticamente Turripenne, anche se perché era vicino alla cosiddetta Porta Giudecca, una delle porte che facevano accedere a Taranto. Poi insomma ci sono sempre stati. Ultimo censimento, tempi del fascismo, arriviamo ai tempi un pochino più moderni, che sono quelli di cui si sa meno. Ultimo censimento, c'erano a Taranto 7 famiglie ebraiche, 1928, 38 persone. A un certo punto queste spariscono. Noi non sappiamo che fine hanno fatto. Sono sicuramente scappate o probabilmente, cosa che è già avvenuta in passato, si sono convertite. Quindi si sono battezzate all'ultimo momento. Purtroppo abbiamo perso queste tracce. Io però voglio ricordare una figura legata a Taranto. È una figura che generalmente viene ricordato dagli esperti del Taranto Calcio, che è Geza Kertész. Praticamente lui che cosa era? Era un allenatore, è stato tra l'altro allenatore del Taranto, ha allenato la Roma, ha allenato moltissime squadre. Dal 36 al 38 ha portato il Taranto in Serie B. Quindi insomma voglio dire, era un bravo allenatore. Era un bravo allenatore ungherese, scoppia la guerra, torna in Ungheria. Era un ufficiale, quindi un colonnello se non erro. Però qual è la sua particolarità di quest'uomo? Che a un certo punto lui inizia a collaborare con la resistenza, nasconde ebrei, aiuta a fuggire ebrei dai lager e aiuta anche i partigiani. Nel 1945 questo ex allenatore del Taranto viene catturato perché nascondeva in casa sua un ebreo e viene fucilato dalla Gestapo. Quindi c'è una persona che è rimasta molto legata a Taranto, che però non viene ricordata in questo senso. È importante questo ricordo che tu hai fatto, specialmente diciamo relativo al nostro territorio. Ci sono delle cose particolari che sono accadute qui e che ancora non si raccontano o che non si sono raccontate del tutto? Ad esempio il discorso della profonda fusione tra tarantini cristiani e tarantini ebrei, cioè non c'erano ebrei e cristiani, erano tutti tarantini. Quando Taranto fu distrutta nel 900 circa d.C. dai musulmani, venne rasa al suolo, poi Niceforo Foca l'ha ricostruita. Per ricostruire la città sono stati utilizzati pezzi della città distrutta, ovviamente, e tanto le lapidi e parti degli edifici cristiani quanto lapidi e parti degli edifici ebraici sono stati utilizzati per ricostruire Taranto. Non è un caso che all'interno della cattedrale San Cataldo noi vediamo tutte le colonne, sono tutte diverse. 3 di quelle colonne sono di origine ebraica. Vedi, abbiamo della presenza oggi all'interno del nostro territorio in cui possiamo fare riferimento a questo? Oltre le colonne che oltre le colonne c'è una casa, è stata ritrovata qualche anno fa, una casa dietro l'orologio, quindi ecco, questo già ti fa capire che non si parla di ghetto ebraico, perché già dietro l'orologio siamo in un altro quartiere della città vecchia. Questa casa, abitata fino forse agli anni 40, si è scoperto durante i lavori di restauro che era una abitazione privata adibita a sinagoga. Mamma mia, che bello. Silvia, io parlerei con te ore, però insomma io devo ringraziarti
per i tuoi racconti, per quello che ci hai detto oggi in questa giornata particolare, un modo per ovviamente celebrare il 27 gennaio, una giornata particolare. Io ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a TP sempre. A presto, grazie a Silvia Quero. Ci raggiorniamo sabato. Ovviamente puntuali alle 8 perché non vi aspetto per cominciare. Assolutamente. Adesso diamo